Bilancio regionale 2014, la Giunta ha appena presentato la sua proposta. Quali sono le osservazioni e quali saranno gli emendamenti principali che il PD ha intenzione di presentare? Intanto va detto che il bilancio è presentato con 2 mesi di ritardo. Lo Statuto prevede che il bilancio di previsione debba essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il fine ottobre. Quindi c'è questo primo dato, continuiamo a essere maglia nera nella gestione del bilancio regionale. Questa è la prima nota che mi sembrava utile segnalare. 3 cose sono importanti per noi. Primo punto, sostegno alle famiglie, alle persone in difficoltà, a chi perde il posto di lavoro, e quindi chiederemo alla Giunta di mettere 20 milioni di euro per intervenire sull'aiuto agli affitti, alle bollette che non vengono pagate e di un ristoro economico a chi si trova in una situazione di grossa difficoltà. La seconda questione è legata al mondo del lavoro giovanile. Noi riteniamo che vadano messe risorse per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro in sintonia e in concertazione con le norme europee e nazionali che stanno entrando in vigore in una fase così difficile come questa. Terza questione è sotto gli occhi di tutti come funziona il trasporto pubblico locale. I problemi dei treni, i problemi dei bus, vaporetti e quant'altro. Chiederemo di rimpinguare le quote di finanziamento messe l'anno scorso, insufficienti, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, dei cittadini, dei pendolari, dei lavoratori, degli studenti, per sostenere il trasporto pubblico locale che in una fase di crisi come questa ha bisogno di essere sostenuto, aiutato, per evitare che i cittadini siano costretti a utilizzare il mezzo proprio.